Ciao, mi chiamo Camilla, sono di Marghera e vi porto a visitare la mia città. Marghera era un piccolo villaggio vicino a quello che adesso è il Parco San Giuliano ed era chiamata Malgera o Margera. Dove abitiamo noi si chiamava Bottenigo o Bottenighi e solo all'inizio del 1800 fu creato il forte che diede il nome alla nostra città. Quanto adoro i mici! Non si fanno accarezzare, come faccio? Ma qual è l'origine del nome? Marghegera, perché la zona era paludosa? Malghegera, perché la zona era malsana? Marigo, cioè riscossore? L'origine purtroppo è sconosciuta, non sapremo mai davvero la verità. È bellissimo pensare che la nostra Bottenigo esisteva già prima dell'anno 1000. Com'è bello pensare che nella zona chiamata ora Catene c'erano fitti boschi. E le proprietà forse erano recintate con queste catene. Tutto questo camminare mi ha fatto venire tanta fame. Una pastina è quello che ci vuole. Il nostro viaggio alla scoperta di Marghera e delle zone qui vicine continua. Ci rivedremo presto. That was the key, that was the